Perché si è arrivati alla sua sfiducia? Perché ho scelto io di dare le dimissioni, io non sono stata sfiduciata. La sfiducia era una proposta di ricatto da parte di un gruppo che non accetta di essere silenziato da una maggioranza. E allora quando ci sono questi gruppuscoli, che io chiamo anche sciami, no? Perché vanno da una parte all'altra in cerca di qualche cosa, questi gruppuscoli sono quelli che disturbano il buon lavoro della maggioranza dei militanti. Oggi ho ricevuto veramente una marea di mail e di telefonate e i militanti sono convinti che bisognava continuare. Io invece sono convinta che un commissario sia molto più libero di me di procedere su questo rinnovamento. Ma io sono convinta che un buon commissario, un buon padre di famiglia, qualcuno che venga al di sopra delle parti riuscirà a essere più libero di quanto potevo essere io con i voti che ogni volta dovevo andare a chiedere tra chi capiva i progetti e chi invece cercava di distruggere. I militanti leghisti sono stanchi di certa Lega. I militanti leghisti, ha detto molto bene, sono stanchi di certa Lega e saranno loro i primi a combattere tutta quella polvere che non se ne vuole andare.